Buona giornata, bentrovati, eccoci al nostro appuntamento consueto dedicato al mondo dello sport attraverso la vostra e nostra web tv www.venetoglobe.com. Trovate tutto per quanto riguarda i nostri servizi, i nostri reportage, le nostre inchieste, le nostre interviste in modalità on demand, mentre per chi ama l'uscita tradizionale del digitale terrestre, Caffè TV24 è l'emittente del Nord Italia che potete captare sui canali 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ogni sera 19:40 il nostro spazio appunto www.venetoglobe.com e ogni sera 19:40 vi dicevo seconda parte in serata, in tarda serata e la replica nella mattinata del giorno dopo. Andiamo a vedere, a sentire, a ricordare quali sono state le notizie di oggi. Cominciamo dal tennis perché Fabio Fognini è agli ottavi del penultimo ATP Masters 1000. La spunta oggi al tie break del terzo set contro lo scozzese Murray che sta tornando ad alti livelli. Anche Matteo Berrettini al secondo turno dopo il successo su Struff. Coppa del mondo di volley maschile in Giappone, l'Italia ha vinto contro la Tunisia ma ha perso contro i campioni del mondo della Polonia. Ora il prossimo incontro ci sarà domani e si giocherà contro l'Egitto. Dal volley al basket, campionato italiano attentissimo e campionato italiano interessante, soprattutto per le sorprese che ci sono. Una di queste è stata la sconfitta dell'Umana Reyer Venezia, campioni d'Italia in carica. Andiamo a sentire Walter De Raffaele. Alla fine naturalmente credo che sia stata una bella partita tra due squadre, quasi una partita da playoff, tra due squadre che hanno giocato anche a tratti una bella pallacanestro. E poi la Virtus credo che abbia vinto con merito questa partita. Noi rimane un pochino di amaro in bocca per come abbiamo giocato questa partita, con molta attenzione, siamo stati solidi, non voglio dire controllandola, però stando molto attenti sulla partita per 38 minuti e poi abbiamo pagato forse gli ultimi 3 minuti dove abbiamo mal eseguito alcune cose e subito il talento di Bologna in alcune giocate. C'è un pochino di amarezza perché credo che la partita, se l'avessimo vinta, non avremmo rubato niente, però alla fine il risultato dice che ha vinto Bologna. Noi abbiamo fatto certamente dei passi avanti in termini di consistenza, in termini di presenza difensiva, abbiamo certamente avuto qualcosa di più da qualche giocatore, anche se poi devo dire che la presenza di Teodosi ci ha dato un tasso di talento altissimo a Bologna. È naturale che per la pallacanestro tutta, gliel'ho detto anche a lui, è un piacere vederlo giocare, è un piacere che sia tornato a giocare. Avesse iniziato l'anno prossimo saremmo stati un po' più contenti, però noi siamo sempre fortunati in questo, quindi diciamo che però insomma, è un grande campione, l'abbiamo sempre visto in altre squadre, quindi avercelo è un bel segnale per tutto il movimento. Ora noi siamo arrabbiati perché abbiamo perso, ce la teniamo, però insomma si parla di un giocatore che a tratti la spiega. Noi non eravamo sorpresi, io ero quasi sicuro che avrebbe giocato, avevamo preparato delle cose, devo dire che lui in alcuni momenti ha preso in mano la squadra, ma nonostante questo quando siamo tornati sul -1 avevamo la possibilità con 2 buone difese di mettere nuovamente la testa avanti, invece abbiamo eseguito male e in queste partite con squadre diciamo da scudetto non te lo puoi permettere, soprattutto fuori casa. Ripeto, ci prendiamo i miglioramenti che per ora non ci portano punti, però ci portano un po' di arrabbiatura ma anche un po' più di consapevolezza nella speranza di recuperare qualche giocatore sia mentalmente che tecnicamente, perché abbiamo bisogno dell'apporto di tutti, soprattutto giocando come voi le 2 competizioni in cui la seconda ci vede in un girone molto duro. Questo De Raffaele dopo la sconfitta con la Virtus Bologna. Parleremo poi della TVB velocemente. Anche il basket femminile per quanto riguarda la 1 è iniziato, una prima giornata di campionato con il weekend e con le squadre tutte impegnate sullo stesso campo. Adesso si presenta la Supercoppa, si giocherà sabato e domenica 12 e 13 ottobre con Schio, Ragusa, Venezia e Geas Milano.
La nazionale di calcio maschile, quella di Mancini, è pronta per affrontare sabato la Grecia. L'Italia andrà in campo per la seconda volta nella sua storia con un completo verde. Intanto l'Italia, vecchie glorie, con Totti, Toni, Cannavaro, Pirlo e molti altri, ha pareggiato 3-3 contro la Germania, una partita dai vecchi sapori. Per quanto riguarda l'Italia del calcio però femminile, vittoria dell'Italia sulla Bosnia per 1-0. Andiamo a parlare di calcio ma della Serie A con le novità che ci sono. Il Milan si priva di Giampaolo e si affida a Pioli, ex tecnico di Lazio e Fiorentina. Di Francesco, esonerato dalla Sampdoria, l'idea per il sostituto sembra essere quella del coneglianese Gianni De Biasi, ex allenatore, ex commissario tecnico dell'Albania. Torna in vetta la Juventus con 19 punti, intanto in Serie A Inter a 18, Atalanta con 16 punti. Un'occhiata alla B dove spiccano le buone prestazioni del Pordenone del presidente Lovisa che ha vinto alla Dacia Arena di Udine per 2-0, spicca anche il ritorno alla vittoria del Cittadella per 2-0 contro la Cremonese, una Cremonese che ha cambiato anch'essa allenatore nella mattinata di oggi. Per quanto riguarda la Serie B femminile, il Permac Vittorio Veneto capolista attende di riprendere il campionato dopo la sosta, lo farà il 27 ottobre al Barison di Vittorio Veneto contro Perugia. La Serie C, ieri, l'altro giorno avevamo dato i risultati soprattutto del Padova che vince e continua la sua fuga, ha vinto 2-0 contro l'Arzignano. Il Lanerossi Vicenza ieri sera doveva ribadire di esserci e di puntare naturalmente a raggiungere Padova e ha dimostrato tutto ciò, ha vinto 2-1 contro il Cesena. Andiamo in Serie D, i campionati che più da vicino ci interessano. In testa c'è il Cartigliano con 16 punti, insegue la Luparense con 15, mentre il Montebelluna di Bodo è terzultimo in classifica. Si parlava di un possibile esonero di Bodo, c'è la fiducia invece della società, Bodo continuerà a Montebelluna. Per quanto riguarda invece l'eccellenza, in testa troviamo il Porto Mansuè di Andretta lanciatissimo con uno splendido Gnago che continua a segnare, sono 7 i gol per lui in questo inizio di campionato. Vi dicevo, Porto Mansuè in testa alla classifica con 15 punti, inseguono le due favoritissime del girone, cioè Portogruaro e Sandonà, che incalzano a 13 punti. Novità anche in promozione, o quantomeno potrebbero esserci. C'è l'Opitergina in testa a 13 punti, il Treviso Academy che arranca nelle posizioni di fondo classifica, o metà classifica, diciamo addirittura dietro il Conegliano, un Conegliano che aveva tra l'altro regolato e vinto contro il Treviso stesso. Dopo l'ultima sconfitta del Treviso, si parlava di rischio panchina per Checco Feltrin, così ancora non è stato, la società prende tempo. Questa sera il presidente Sandri parlerà proprio con il tecnico trevigiano. La TVB De Longhi per passare al basket o ritornare al basket però di casa nostra con la Serie A1. Domenica c'è un ritorno alla Palaverde che contro Cremona ha vinto la sua prima in Serie A1, mancava da parecchio tempo, insomma, anzi scusatemi, non si ritorna al Palaverde ma si va in trasferta. Al Palaverde c'è stata la prima vittoria dopo quasi 5-6 anni da quando la formazione è ritornata appunto è passata dai campionati minori alla Serie A1, quindi complimenti a Menetti e ai suoi ragazzi. In Serie A2 femminile il Ponzano è ancora a festeggiare, per così dire, la vittoria importante, un derby tutto veneto contro Vicenza. La formazione di Pippo Campagnolo ha vinto per 78-72, potendo dare qualche problemino, qualche forte problemino proprio a Vicenza, una partita vinta meritatamente. In Serie B maschile la Ruker Sanve a Monfalcone ha vinto la sua seconda del campionato dopo la prima vinta contro Vigevano, ha vinto 74-68 con una stupenda rimonta. Ci sarà ancora una partita in trasferta per la Ruker sabato prossimo e poi il ritorno al Palasystem di San Vendemiano con la nostra diretta streaming regolare come ogni sabato
con le partite interne appunto della Ruker. Il campionato di volley femminile di A1 si sta avvicinando perché c'è stata la presentazione del campionato, qui vedete appunto un filmato che ci porta a tra l'altro vedere ed ascoltare anche il nuovo inno fatto da Elio e le storie tese, il nuovo inno appunto del campionato di Serie A1 con un'immagine e un ringraziamento ed un saluto al scomparso Marco Guerrato, collega della Tribuna di Treviso, e un saluto e un ringraziamento particolare a Sara Anzanello, a cui è stata dedicata poi anche un premio. A fine anno si premierà il miglior muro delle giocatrici del campionato. Si va in campo non il 13 ma il 12, quindi sabato sera inizia l'avventura per l'Imoco Conegliano contro il Saugella Monza delle ex danesi Scorupa ed Ortolani. Novità poi nella A3 di pallavolo maschile per Motta di Livenza, qui si andrà in campo invece il 20 ottobre in trasferta a Torino, mentre la prima in casa il 27 ottobre contro Bolzano. Parliamo di rugby perché il Pro 14 ha visto questa netta sconfitta del Benetton contro Connacht per 41-5, è stata una sconfitta dolorosa e questa settimana di allenamenti è stata incentrata a migliorare le cose che non sono funzionate, che non hanno perfettamente dato gli ingranaggi giusti a Crowley e ai suoi giocatori. Andiamo a sentire Fabio Ongaro, uno dei tecnici e dello staff del Benetton. Sicuramente non è stata una partita positiva. Il fatto del risultato dovuto anche non dico un approccio, però dovuto non voglio giustificare le assenze e trovare alibi. Abbiamo affrontato questa partita forse al di sotto delle nostre possibilità e sicuramente loro hanno fatto una grande prestazione con la loro squadra al completo, sempre una squadra tosta, Connacht, che sia al di là che erano a ranghi non ridotti ma erano al completo, hanno affrontato una squadra consistente e hanno messo in campo quello che ci aspettavamo anche di più. La domanda della stampa, la domanda di molti è stata: ma come poteva essere questa il Benetton visto con Leicester e questo visto con Connacht? Con Leicester, ecco, questo non è un alibi, abbiamo speso tanto, sia a livello di energia mentale e fisica, abbiamo giocato una gran partita e forse l'abitudine di non, per tanti giocatori, di non giocare in questo campionato e quindi settimana dopo settimana tenere una certa concentrazione e consistenza ha portato a questo risultato, ma io non ne faccio una colpa, è la questione di abitudine a giocare a questo livello, quindi i più giovani, è questa la loro sfida, avere la stessa consistenza settimana dopo settimana. Hai parlato di un 15 che era diverso, recupererete ancora dei giocatori? Non penso recupereremo giocatori purtroppo, anzi penso che perderemo altre pedine, però chi rimpiazza questi giocatori sono sicuro avrà voglia di far vedere chi non ha giocato, di far vedere quanto vale, e chi ha giocato e non ha giocato all'altezza di riscattarsi con questa partita contro Ospreys. Ed è questa la fortuna che si ha a livello di club, che ogni settimana c'è la possibilità di riprovare e quindi di far ricredere la prestazione precedente. Dove state lavorando maggiormente? Ma abbiamo appunto a livello mentale, perché a livello fisico stiamo bene e abbiamo appena finito una preparazione, è una questione di ritrovare l'energia mentale e una confidenza che magari penso sia normale aver perso con un punteggio così largo, però siamo fiduciosi e giocheremo al meglio questa partita. Siamo fiduciosi anche noi e speriamo naturalmente in un recupero immediato del Benetton. Allora, è iniziato anche il campionato femminile per quanto riguarda sempre il rugby, con l'arredissima Villorba vincente 81-7 a Ferrara, mentre le Red Panthers, ma è una squadra estremamente giovane, quest'anno sono state travolte 91-0 dal Valsugana Padova. Proprio delle Red Panthers parleremo nelle prossime settimane, nelle prossime
puntate di Veneto Globe, proponendovi naturalmente anche coloro che fanno parte del settore giovanile del Red Panthers. Abbiamo chiuso anche per oggi, noi vi diamo appuntamento a domani, solita ora, solite frequenze, solite cose, insomma ci trovate sempre qui. Buona serata a tutti.